Ecco, il mio libro Essere e non apparire praticamente parla di qualcosa che tutti abbiamo provato nella vita, cioè un sentimento che è alternativo a quello che è la persona con cui condividiamo la nostra vita. Di solito capita che quando succede questo, noi cerchiamo in tutti i modi di metterci contro noi stessi e di intervenire facendo in modo che riusciamo a districare dalla nostra mente questa matassa che si forma, che è un'altra persona che si fa sentire nel nostro cuore. Allora, non è nel cuore, è nella mente, ma è anche nel cuore. Questo succede quando due persone devono consolidare. Il più delle volte all'inizio un rapporto ha sempre due persone con due difficoltà diverse. Le difficoltà sono di rappresentare se stessi con l'altra persona. Infatti noi cerchiamo sempre di avere il nostro compagno che faccia, dica e pensi tutto quello che vogliamo noi. Ci insegna invece la natura e la vita che questo non può avvenire. Ovviamente il nostro compagno ha i suoi pensieri, le sue opinioni, il suo modo di agire, il suo modo di fare. Ma noi donne specialmente, o anche gli uomini, cercano in qualche modo di far parte di un qualcosa di più grande. Per far parte di qualcosa di più grande, ovvio che sì, che deve intervenire la terza persona. Di solito si tratta di un amico o di una persona vista che ci ha fatto dei favori o dei piaceri, in modo che il nostro veniamo solleticati nella nostra mente e ci appropinguiamo a fare di questo avvenimento un qualcosa di speciale, un qualcosa di specifico, un qualcosa di straordinario. Nella semplicità di un rapporto a due c'è sempre il terzo che viene a interloquire in modo appropinquato che sviluppa in noi qualcosa di sensato. E questa persona non sa neanche di appartenere al nostro pensiero, di appartenere alle nostre volontà, non sa nemmeno che noi ci siamo magari infatuati di lui o di lei. Il più delle volte questa persona non è al corrente dei nostri sentimenti e non vengono mai espressi. Perché? Perché serve per consolidare. Cioè nel momento in cui una persona dice no, tu mi stai in là, in questo momento decide che la coppia si forma e diventa una coppia formata, una coppia autentica, una coppia vera. Così si sviluppa la coppia. Ci vogliono anni perché una coppia si sviluppi e perché una coppia consolidi. Quando ha consolidato sono una coppia vera. Qua c'è scritto praticamente il percorso per arrivare a fare ciò e avere rispetto di questa persona. Perché il rispetto è importante. Questo libro è un Aletti editore, Giuseppe Aletti è un formatore di poesia e questo libro di Aletti sul retro qui c'è scritto, Valentina Meula ha scritto un piccola postilla e qui c'è scritto da un amico la prefazione. Valentina Meula ha scritto qualcosa sulla prefazione e scusate, la prefazione l'ha fatta a Fezza Idar. Questa è Dio, non mi viene la parola. La presentazione del libro, praticamente un riassunto di cosa tratta il libro. E
La prefazione l'ha fatta Hafez Haidar. Hafez Haidar è un premio Nobel che è stato nominato 2 volte al premio Nobel. È una personalità, è anche un professore, è all'università, un docente universitario ed è un letterato. Va bene, vi saluto e vi ringrazio. Lo trovate su Feltrinelli Librerie, su Amazon, su Ibis, su Rizzoli trovate anche, e trovate sulla Mondadori, e basta che scriviate su Google Sofia Trevisan, essere e non apparire, e vi darà la visione di questo libro, basta metterlo nel carrello. Saluti, ciao ciao!